Un atto vandalico è stato perpetrato giorni fa ai danni della casa natale Luigi Pirandello a Villa Seta di Agrigento. Il cancello d'ingresso, le mura, la targa con l'indicazione del sito sono stati imbrattati usando una bomboletta spray di colore nero e ai piedi del cancello è stata anche versata una latta di vernice bianca. La scritta segnata a terra è quella di Dome, un significato sconosciuto ai tanti, ma che sarebbe la stessa ritrovata qualche mese fa sulla Marna Bianca della Scala dei Turti e che era già stato dato un volto ed era stato denunciato un individuo per l'occasione e che per ipotesi fatta si presume potrebbe essere lo stesso, comprovato dai filmati delle tante telecamere poste nelle vicinanze del sito culturale agrigentino che inchioderebbero l'autore del vile gesto. Sulla vicenda interviene oggi il sindaco di Agrigento che con parole dure afferma: apprendo con grande amarezza la notizia dell'inqualificabile gesto compiuto in danno della casa natale di Luigi Pirandello, la mancanza di rispetto verso il luogo dove ha emesso il primo vagito uno scrittore che tanto lustro ha dato al teatro, alla letteratura, ma ancora di più a questa terra significa non rispettare questa terra e tutti i suoi abitanti. Il sindaco continua affermando come solo chi è privo di cultura e di rispetto per questo popolo può offendere con un'azione così rozza e senza alcun valore il luogo simbolo del drammaturgo insignito con il premio Nobel per la letteratura e al quale sono stati intitolati un teatro, una piazza, una via e tante rassegne e premi teatrali. Un luogo che è anche attrazione turistica, meta ogni anno di tantissimi visitatori, ma gli agrigentini, continua il sindaco Miccichè, sono altro e sanno andare oltre. Ripuliremo e ricostruiremo e andremo avanti a testa alta per portare le nostre tradizioni migliori avanti. In qualità di sindaco di Agrigento e componente del Consiglio del Parco Archeologico, chiederò l'installazione di telecamere all'esterno della struttura che deve essere meglio illuminata e più sicura per evitare in futuro altri gesti come quello scoperto qualche giorno fa. Quando vi siete accorti del gesto, di quello che è successo? Allora, il collega, diciamo, è stato verso le 7:15, quindi si sono accorti subito tra, diciamo, il pomeriggio, il turno di pomeriggio con i colleghi della notte che alle 7:30 prendevano servizio. Quindi hanno chiamato le forze dell'ordine per constatare tutto ciò che è accaduto, ma non si sa per quale motivo è stato vandalico nei confronti della casa Pirandello, un luogo di cultura, cosa che dovremmo tutti rispettare e portare avanti dei discorsi diversi. Invece anche noi cuccioli ci ritroviamo a volte con questa situazione che vengono a dispiacere sia a noi che a tutti gli altri. La polizia è intervenuta immediatamente? Sì, quando è stata chiamata dei colleghi, la forza dell'ordine sono intervenuti facendo tutto quello che c'è da fare e si vede ora di capire tramite la telecamera le cose se si può risalire al colpevole. Ci sono parecchie telecamere qui, quindi diciamo sarebbe possibile magari, chissà, scoprirlo, no? Ma questo toccherà a chi è di dovere, diciamo, a chi tocca andare a scoprire e verificare delle indagini in corso che ci sono. Sono successe altre volte casi simili qui alla casa Pirandello o è il primo? No, a casa Pirandello che io sappia è il primo, almeno per quello che sono corrente. Dispiace, diciamo, un po' tutti per la casa Pirandello, non ho niente da commentare. Quindi praticamente cosa avete visto esattamente? Tutta la vernice bianca lasciata davanti al cancello? Sì, la vernice bianca, questi atti vandalici che già lei ha ripreso E le scritte? e le scritte che ci sono nelle colonne, nient'altro.